Aspetti. Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. A voi la linea. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, eccolo qua, parola a Lorenzo Viviani. No, mi hai fregato l'inizio, sei prepotente, lo fai 5 volte alla settimana e l'hai dovuto fare anche stasera, prepotente. Mi taccio. E allora, bentornati, non ti ombrare, lui non è lui, colui che ha parlato per primo, questo giro è il mitico e inesorabile Antonino Danna, che non farà la sua presentazione, per punizione non farò la sua presentazione, quindi potrò solo presentarlo io, solo quando lo dico io, lui è Antonino Danna, mentre io sono Lorenzo Viviani, siete collegati su Radio Libertà, su questa pazzerella trasmissione che è chilometro zero, chilometro zoom, chilometro, chiamatelo come volete, ma parliamo di agricoltura, di ambiente, di pesca, di agroalimentare e faremo questa cavalcata di un'ora, naturalmente, grazie all'ausilio del mitico Lores in regia e avete appena ascoltato, tanto per darvi il quadro della situazione, un pezzaccio che viene dall'album di Hot Rats 1969. E anche della Castellana Sveva che stasera è in regia con noi e che salutiamo. Sveva, palesati! Mi perdoni Sveva, mi perdoni. Buonasera a tutti. Ben trovata.
Bene, benvenuta in questa barca di pazzi, già che ci sei. Allora, Lorenzo, Io sono in macchina, scusate, mi sono fermato in una piazzola, spero che non passi qualcuno a bussarmi al vetro, così busserai in diretta. Mi sono fermato in una piazzola perché nel mio tram tram quotidiano non sono riuscito ad arrivare in tempo nel mio studio volante. E quindi sono uno scusate. studio, diciamo, itinerante in questo momento. Vabbè, ma questo è il bello della diretta. Tra l'altro c'è un cielo fuori straordinario, vedo il Ma il sole. cielo in Liguria è sempre straordinario, amico mio, è sempre un cielo straordinario. Ma invece, per chi ci segue, a parte il cielo straordinario, abbiamo un'altra cosa straordinaria stasera. Abbiamo il nostro nostalgico non, perché adesso si parla di nostalgici Stai legati attento a... e stai attento anche alle braccia che muovi. Infatti, giustamente da Elon Cala quel Musk. braccio destro, che è meglio, va. E mi hai fatto perdere il filo del discorso, quindi Sì. nostalgico non per i vari film che ci sono in TV o serie, miniserie, come si chiamano, non perché abbiamo avuto un piccolo medio imprenditore americano che sembra che abbia fatto questi gesti che poi facevano tutti e che non c'entrano niente col fascismo, ma non questo, perché stasera il nostro nostalgico, ma veramente di una cosa che veramente secondo me tocca il cuore degli italiani. Antonino Danna ha una bellissima giacca direttamente me lo dici te l'anno, ma il film lo dico io, altrimenti ce l'abbiamo. Di Bud Spencer, Terence Hill. Il regista è? Il regista Corbucci. è aspetta, Bruno Corbucci, sì, credo Corbucci. E invito la regia a chiedere ai nostri ascoltatori, attraverso questa immagine che proietteranno tra poco, questa foto che voi vedete differisce per alcuni piccoli particolari. Quali, secondo voi? Eh sì, quando l'ho vista questa Devi giacca farti ho crescere detto la no. barba, saresti bello anche, saresti più, no, saresti bello anche tu, sembra che non sei bello, saresti più bello Ma io con la non barba sono alla base. bello, io piaggio tutt'al più quando vado in Vespa. Devi farti crescere la barba alla base. Abbando alle ciance, però, dato che stiamo tediando poi i nostri ascoltatori, perché secondo me facciamo anche un po' di... Ogni tanto non so se si divertono oppure ci compatiscono. E comunque questa sarà una puntata magica, come tutte le puntate che vedono questi duo, questa unione incivile fra me e Antonino Danna, però sarà una puntata magica perché? Perché parleremo di di una cosa da... Allora, è un po' di... Partiamo da... Andiamo un po' indietro. Fermi, bloccatevi, finiamo un attimo la narrazione, torniamo indietro. Cosa dicevamo tutto il tempo sulle frequenze di Radio Libertà? Cosa ci diceva? Insomma, tiravamo sempre fuori l'argomento che poi è diventato di moda, che poi noi lo diciamo da anni, l'abbiamo sempre detto dalle prime puntate di questa trasmissione, l'Europa, tutta la rivoluzione green, ma cosa ci sarà dietro, e il Timmermans anche in Olanda sul discorso della chiusura degli allevamenti, tutte queste posizioni che venivano prese un passo alla volta, sempre in una direzione più diciamo ben determinata, che era quella distruzione dell'agroalimentare europeo, non parliamo di quello italiano, verso questa rivoluzione green che sembrava diciamo un po' sospetta. Ecco, dopo che noi, quelli complottisti, Radio Libertà, I facevamo tutto fascisti. questo, sì, brutti, ma non capite. Oggi esce un articolo sul giornale, un'inchiesta, in Olanda hanno scoperto che le associazioni ambientaliste si muovevano in direzione di una certa parte perché venivano stimolate, perché venivano sovvenzionate, perché venivano pagate. Ecco. E questo ce lo spiega il nostro Antonino Danna, perché avremo un grande ospite, il nostro, diciamo, la nostra voce dell'Europa, che è il nostro mitico Marco Campomenosi, che lo avremo in collegamento fra qualche minuto. Esattamente, che cosa è successo? È successo, sapete, non è bello sentirsi dire te l'avevo detto, ma ve l'avevamo detto. Che cosa è successo? È successo che un paio di giorni fa il Telegraph, questo giornale appunto olandese, ha fatto questo scoop, ovviamente fatto salvo tutto il garantismo che voi volete e tutte le certezze che voi volete, insomma è venuto fuori che a quanto pare Timmermans, l'ex commissario che si occupava di agricoltura, nostro malgrado, e qualche soldino a quanto pare lo dava sotto banco o lo avrebbe dato sotto banco a dei gruppi, diciamo così, ambientalisti per
favorire appunto l'informazione in un certo modo e diciamo invocare l'intervento dell'Europa e suffragare l'intervento della Commissione europea a favore del Green Deal e tutta quella bella robina lì che vi dovrebbe imporre di mangiare gli insetti e tutte quelle gioie. Per cui, ecco, diciamo che la cosa non è stata assolutamente carina e diciamo anche un'altra cosa. Se lo dicevo anche ieri con Carlo Cambi nel corso dell'ufficio Cambi, se venisse acclarato una volta per tutte che questo è accaduto, forse la signora von der Leyen dovrebbe avere la cortesia di firmare le dimissioni e scappare dall'Europarlamento, dalla Commissione europea e da qualunque euro cosa lei si dovesse trovare a presiedere, guidare o averci a che fare. 340-670-9659 se volete intervenire attraverso la Zappa o WhatsApp, oppure 0292947222 se volete intervenire attraverso il telefono quando lo dirà Lorenzo, prima non si può. Tra un minuto dovremmo entrare in comunicazione con Marco Campomenosi. Io vi dico che francamente trovo disonesti questi giochini, per giunta nel momento in cui ti arriva un Trump molto aggressivo che dice guardate che io amo l'Europa, mi piacciono molti paesi europei, però non posso accettare che mi devo trovare a negoziare con gente che mi mette i dazi, mi mette tasse troppo alte e soprattutto a delle normative troppo stringenti. Del resto, un'Europa che ha legiferato persino sulla dimensione delle zucchine o di quanto devono essere grandi le reti per poter andare a pesca, tu ne sai qualcosa, è un'Europa che francamente dovrebbe occuparsi di altro ed è ai giardinetti. Per questo va cambiata. Va cambiata perché se uno va in Europa, se uno va a vedere com'è l'Europa, se uno va a vedere come funziona la macchina europea, chiaramente dopo si rende conto che i più bravi sono quelli più svegli e pronti a ragionare e quelli che soprattutto non fanno parole di ogni genere e diciamo così sceneggiate di vario tipo. Lorenzo, per favore, passa, io avevo dato già il contatto, no, gli avevo dato il contatto italiano, se gli puoi passare. Sorriderò, e io non lo trovavo. Sbagli sempre. Lo so, mio caro, capita, è il bello della diretta, diceva già Pinatti. Te lo giro a te, Grazie. e tu lo Questa giro a puntata lui. con noi Cassius Clay e Che Guevara. No, Che Guevara non c'è. Allora, sì, fatemi fare le cose per bene, certo. perché io sono con un C'era computer che non un'azienda funziona. che faceva le cose per bene, le fa ancora per fortuna. Quindi, Allora, Antonino Danna, no, ti stavo mandando a te il tuo numero di telefono. benissimo, Hai sì, visto? no, ma figurati. Campomenosi, ti sei giocato qualsiasi tipo di credibilità, te lo dico. Oh, senti, io quello c'avevo nell'archivio, che posso fare? E che posso fare? Mio caro, adesso sempre... È sbagliato, a casa. adesso lo recuperiamo e vediamo un Io po'. ho recuperato tutto, ci penso io. Com'era quello lì? Paninaro, com'è che diceva? Troppo giusto! Troppo giusto! Te l'ho mandato, Lorenz, ce l'hai. Benissimo. C'era anche un po' più che milanese, sembrava uno di Genova. Va bene. Allora chiamiamo il nostro Marco Campomenosi, che precisamente in questo momento mi ha anche scritto, perché Marco è una grandissima brava persona, ma è molto puntuale e non transige. Beh, puntualità è sinonimo di educazione, per cui. Mi raccomando, chiamalo Lorenz, che semmai ci mette in riga, tutti e due. Partirà, la nave partirà. L'abbiamo Dove arriverà? Questo L'abbiamo non perso, si sa. Antonino. Un minuto e ce l'abbiamo. Ecco. Eccolo. Leggo il messaggio in diretta dalla regia. Sarà come l'Arcadino e il cane, il gatto, io e te. Mamma mia, quell'Italia in bianco e nero. Orde. Che non hai mai visto. Ma vaffanculo. Mamma mia, vedi, hai queste uscite poi che veramente mi lasci così. Ma perché te fai il nostalgico di una nostalgia che non hai mai provato, di una epoca che non hai mai provata, quindi
mi solletica un po' Onorevole Campomenosi, per favore, lo fustichi, cavolo. Ma allora, eravamo dentro. Non so. Intanto do il benvenuto all'amico, nonché sempre per noi europarlamentare, nonché segretario dei segretari, non mi ricordo, però diciamo lavora ancora alla Comunità Europea, perdonami Campo, ce lo direi te, Marco Campomenosi, che è un amico di Radio Libertà, nonché esperto in politiche comunitarie e in commercio estero, soprattutto in commercio estero. Marco, però si può lavorare con un Antonino che aveva ancora il tuo numero italiano e continuava per l'ennesima volta a far chiamare la radio al tuo numero italiano? Punto di domanda. Lo licenziamo a casa, Antonino. Cosa dici? Ma neanche mia mamma mi chiama più nel mio vecchio numero italiano e aggiungo, credo che la mia fidanzata non abbia il mio numero italiano, ecco, non so perché ce l'abbia Antonino Danna. Antonino Danna, perché Antonino Danna c'è il suo perché. Grazie Marco Campomenosi. Allora Marco, dato che siamo in radio, cerchiamo di non tediare con i nostri beghe da condominio i nostri radioascoltatori. Oggi ti abbiamo chiamato perché nel tuo ruolo a livello comunitario sicuramente avrai, anche come noi oggi, che l'abbiamo già detto, un po' sogghignato alle notizie, ma non perché ci dà, insomma, ci solletica le disgrazie altrui, ma quando vedi che noi avevamo accusato da tempo le politiche comunitarie andavano sempre in una certa maniera, avevamo accusato un mainstream, una mentalità woke, green, chiamatela come volete, che voleva sempre andare in una certa direzione, quasi un paradigma che fosse scritto sulle tavole dei comandamenti ambientalisti, come se quando qualcuno poteva dire che non andava bene qualcosa era tacciato di ignorante, fascista, non so qualsiasi. E invece adesso comincia a capire che dietro c'era qualcosina, dietro c'erano delle motivazioni, dietro c'era un quadro ben preciso, quindi non era così limpida e trasparente la situazione. Tu cosa ne pensi? Penso che sia un peccato, perché se qualcuno ci avesse ascoltato avremmo evitato alcuni dei costi e degli sprechi che adesso e nei prossimi anni dovremo avere per tornare indietro rispetto a una situazione per cui di fronte all'innovazione, di fronte al futuro, l'Europa ha scelto di dotarsi di tutta una serie di norme che hanno dei costi pazzeschi sul mondo delle imprese, e gli Stati Uniti hanno scelto un'altra linea già con Biden e sugli stessi obiettivi di tipo ambientale. Adesso non ne parliamo con Trump che fa esattamente marcia indietro anche su quel tipo di obiettivi, ma anche a parità di volontà politica di andare verso un tema ambientale. Noi, tra virgolette noi, ma l'Unione Europea interveniva con norme, c'è chi ha calcolato che si trattava di 5 chilometri lineari messi di fogli uno dietro l'altro di regole che avevamo approvato nella scorsa legislatura, mentre le stesse norme in America erano 80 pagine di documenti che invece invitavano il mondo delle imprese, penso a Volkswagen, a investire negli Stati Uniti anziché nel nostro continente. Non tutti, ma alcuni hanno potuto leggere della nuova inchiesta uscita nella stampa olandese, che non mi sorprende affatto, circa il fatto che la Commissione Europea finanziava delle lobby green per sostenere ciò che la Commissione Europea stava facendo. Quindi mentre noi, i vostri rappresentanti eletti democraticamente, cercavano di spiegare che quelle norme erano sbagliate, la Commissione pagava della gente che andava in televisione a dire che invece era tutto bellissimo. Timmermans ha risposto balbettando, ve lo ricordate Timmermans? No? Sì, purtroppo. Dicendo, ma da un lato ha detto, che non c'è niente di male, dall'altro lato ha detto, ma io non ho firmato niente, ma io non so. Non c'ero, se c'ero dormivo. Lui dormiva. Sì, e io me lo ricordo l'atteggiamento anche arrogante che aveva. Una volta in aula ha insultato gratuitamente Paolo Borchia, oggi nostro capogruppo, eppure qualcuno al di là di questo cominciava a dirlo già da 2 o 3 anni, che stava venendo molto grave. Segnalo, perché è giusto segnalarlo, visto che parlare di se stessi non è elegante,
che Sergio Giraldo, che ogni tanto scrive per La Verità, è da 2 o 3 anni che fa delle inchieste su queste cose e lo aveva detto chiaramente. Quindi restano sulla Verità, restano su altri organi minori. La stampa mainstream se ne occupa raramente, però poi la stampa mainstream si deve occupare dei disagi sociali che derivano dal crollo dell'industria dell'automotive piuttosto che da altri ambiti o dalla mancanza di un tasso di crescita adeguato ormai da troppi anni nel nostro continente. Quindi la situazione è grave. E poi cosa succede? Succede che il PPE in questi giorni balbetta ed è molto esitante rispetto al fatto di avere in Parlamento europeo una risoluzione che dica basta con queste cazzate, perché purtroppo mi dispiace, cioè, non c'è altro termine, perché sa di non avere questa maggioranza in Parlamento, sa che ci sono le elezioni a febbraio in Germania e sa che se oggi il Parlamento europeo dicesse ma in effetti ci siamo sbagliati, in Germania un partito che si chiama Alternative für Deutschland direbbe visto, avevamo ragione noi. Quindi ora non possiamo fare niente perché si deve votare in Germania. Ecco, pensate in che situazione siamo messi. Ho visto gli ultimi sondaggi, Alternative für Deutschland dovrebbe avere un risultato pazzesco, ne parlavo con Salvini ancora ieri. Insomma, speriamo che il cambiamento lo portino poi alla fine i cittadini con la loro capacità di scegliere. Marco, scusami, ora lascio la parola ad Antonino. Naturalmente ti chiedo di essere telegrafico, che se la domanda vorrei magari è di carattere quasi filosofico, ma siamo sempre di fronte e che quasi la gente viene sballonzolata, fatemi dire, da una verità all'altra. Si accettano dei dogmi, delle verità come fossero scritte sulle tavole dei comandamenti. Dietro a queste verità si fanno leggi, si costruiscono una serie di atti amministrativi, si scrivono libri di scuola, perché sul Green Deal praticamente si sono sprecati chilometri, litri, ettolitri, perdonatemi, di inchiostro da libri di scuola dove facciamo vedere ad esempio, per dirti, gli insetti, come sia bello mangiare gli insetti, cioè si prendono dei dogmi, diventano delle verità grazie a queste verità e questo, diciamo, condiziona molto le persone anche verso delle politiche, fargli accettare certi tipi di politiche e poi ti ritrovi adesso che viene fuori un'altra medaglia. Ma come si può continuare a lavorare in questa maniera qua? In maniera così poco chiara, in cui tu poi un dogma la sera alla mattina diventa poi un'altra verità, un'altra condizione. È molto difficile. Io mi metto in un cittadino che magari non è che non ascolta Radio Libertà, ma magari non sta attento, si fida molto di quello che scrivono i giornali, anche i giornaloni ogni tanto poi ammettono di sbagliare. Ma come possiamo? Prima è sempre verità, sempre quella direzione bella chiara, non si deve percorrere per forza quella strada, si fa di tutto per percorrere quella strada e poi si vede che poi alla fine quella realtà così vera non era. Non è facile. Cerco di rispondere con dei telegrammi. Praticamente c'è un'assenza di leadership capaci di prendere decisioni giuste e importanti, perché bastava parlare con alcuni tecnici per comprendere che l'autovettura elettrica comunque aveva un tema di emissioni se consideravamo l'estrazione delle materie prime e lo smaltimento delle batterie. Quando Marco Campomenozzi e tanti altri chiedevano alla Commissione europea di tenere in considerazione, la Commissione europea si rifiutava, però poi i governi che vanno a Bruxelles spesso mandano dei ministri ai vertici che non pongono questi temi. E ora dico una cosa che non è comoda magari, ma l'attuale presidente di Leonardo, che è un uomo molto intelligente, oggi dice le mie stesse cose, ma quando è stato ministro per il mio governo, per il mio paese, non ha fatto nulla a Bruxelles. Quindi c'è anche un modo di poter porre e dire le stesse cose, perché poi ci si scrive un club di quelli che dicono sì, in effetti la transizione fatta in questo modo non è economicamente sostenibile, non è socialmente sostenibile, ma poi quando ci si trova in quei consessi o si parla oppure poi si deve tacere per sempre. Questo è un tema secondo me importante. Oggi per esempio il governo francese sta dicendo ma l'accordo commerciale col Mercosur non ci piace, dà degli impatti, però lo abbiamo negoziato 10 anni e la Lega lo dice da 10 anni che quello è un accordo che non va bene. Oggi
vedono che perdono voti e tornano indietro. C'è ipocrisia. Io spero che almeno sia dato merito a chi queste cose le diceva da tempo. Probabilmente troveranno il modo e la maniera per tornare indietro su queste cose, ma anche il tornare indietro a qualcosa più di maggior consenso oggi costerà. E quel prezzo è giusto che lo paghino, almeno politicamente, coloro che ci hanno inondato di quelle cavolate, perché sia io che te che Antonino teniamo molto all'ambiente. Non è che siamo contro l'ambiente, ma siamo contro le cose che sono sbagliate, che non c'entrano niente con quella che è una vera tutela del mondo in cui siamo. Perché qui ci sarà uno sfacelo di tipo sociale sul nostro continente che insomma non era così difficile da prevedere rispetto a quello che stava accadendo. Eppure oggi la Commissione europea sui temi del Green Deal ha una donna estremista di sinistra spagnola che ha detto che non si torna indietro sull'obiettivo, per esempio, della fine del motore a scoppio al 2035. Non c'è nulla a livello europeo che dica no, quegli obiettivi li cambiamo e li cambieremo. Speriamo che si giunga a un ragionamento di quel tipo, ma per il momento, mentre Trump firma tutte quelle cose che fanno cambiare direzione al suo paese, da noi insomma è tutto fermo. Ecco, appunto, era questa schizofrenia tra una parte del mondo che vive nella realtà e una parte che vive nella fantasia che volevo sottolineare, ma sono stato anticipato, per cui direi che abbiamo proprio centrato il punto. C'è chi vive nella realtà e chi invece per motivi ideologici, perché tanto è così e basta, e lo trovo anche abbastanza infantile, perché così e basta ci impone la morte del motore termico nel 2035. Ma loro possono morire, questo non accadrà, ve lo posso garantire. Di questo poi ne sono sicuro, perché pensano... io confido nella gente prima di tutto e poi nella politica. Sì, ma poi pensano che bloccando X in Polonia, che è la novità, no? Il nuovo dibattito in Polonia, pensano che magari bloccando X in Polonia si possa fermare questa emorragia, ma non hanno capito che cioè, per quello che stanno facendo per difendere le loro poltrone, quindi evitando di dare ai patrioti i ruoli che spettano in ogni democrazia a livello europeo, nonostante i milioni di voti che i partiti patrioti hanno preso per le elezioni europee, cercando di dire che se Musk dice la sua sulle elezioni in Germania è una cosa che non si può fare, mentre invece quando lo faceva a favore di altri partiti o quando lo facevano a favore di altri partiti i suoi amici che erano in prima fila da Trump l'altro giorno, è una cosa grave. Ecco, cerchiamo di non confondere chi cerca di difendere delle idee con chi invece sta cercando solo di difendere le proprie poltrone, che in tante realtà, in Austria, spero nei prossimi giorni, ma poi in altri paesi in futuro, vedranno un processo di cambiamento che temo per loro li spazzerà via. Bene, grazie Marco Campomenosi, il nostro collegamento direttamente nel cuore di Bruxelles, grazie anche perché il tuo apporto è sempre molto molto prezioso, è una voce diciamo originale che secondo me è molto importante da far sentire. Grazie Marco. Grazie a voi. Grazie ancora. E allora adesso vi lasciamo al nostro direttore Giovanni Sallusti con Liberamente. A tra poco.